Per 15 giorni Friuli Venezia Giulia sarà in rosso almeno, poi il 3, 4, 5, quindi il periodo pasquale, sarà nuovamente in rosso, perché c'è il nuovo DPCM del governo, ci si è orientati in questo modo. Insomma, per 3 settimane dovremo vivere nuovamente rinchiusi in casa. Cosa vuol dire anche per le attività economiche? Vuol dire anche avere negozi chiusi, parrucchieri, barbieri e centri estetici chiusi, limitarsi semplicemente ai supermercati, tabaccherie, farmacie, gli unici esercizi che rimarranno aperti. Ovviamente tutto questo è una mazzata soprattutto per il settore del commercio, che ormai si è abituato, tra virgolette, a questa pandemia e a subirne gli effetti. Con noi il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, ma anche presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni D'Apozzo. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. D'Apozzo, è passato un anno, lo abbiamo detto anche in questi giorni nei nostri telegiornali, ma anche nelle puntate di Screenshot, eppure sembra di essere tornati indietro. Quel 10 marzo con il primo lockdown, oggi siamo il 12 marzo del 2021, un anno dopo, e siamo di nuovo a parlare di lockdown. Sì, pensavamo un po' alla volta di riuscire a tornare alla normalità, ritorniamo indietro di un anno nelle stesse condizioni, però con le aziende decisamente in difficoltà, dopo un anno di apri, chiudi e tutto quello che abbiamo visto, con ristori non arrivati in modo improprio, insufficiente, tutta una situazione che conosciamo benissimo, inutile rimarcarla. Certo che il comparto del commercio e dell'ospitalità è quello che continua ad essere in grossa difficoltà, e questa mazzata che va a deprimere quelli che possono essere chiaramente gli aspetti economici riferiti all'inizio della primavera. Pensiamo a tutto il mondo del fashion, della moda, poi abbiamo la Pasqua, quindi con una Pasqua che salta anche per quelle che sono le nostre stazioni turistiche. L'inizio dell'estate iniziava sempre col periodo pasquale, Grado, Lignano, ma anche la collina, le città che sono da mesi e mesi in difficoltà, perché non c'è solo la montagna, non c'è solo il mare, ma pensiamo alle grandi difficoltà del sistema alberghiero, della ristorazione nelle nostre città, ma anche nelle grandi città al di fuori del Friuli. Ma qui non sappiamo più cosa dire, nel senso che accettiamo passivamente questa situazione, ma nella consapevolezza che c'è una difficoltà grossissima da parte di una fetta importante dell'economia, e nella consapevolezza che non si ha una determinazione, un'indicazione di quando potremo ritornare a una pseudo normalità, perché anche questa dei vaccini entro l'estate mi viene un po' da ridere. Basta fare qualche operazione matematica, vedere quella che è la dotazione che attualmente l'Italia ha rispetto alla popolazione. Vediamo che al di là del sistema, che è fortemente poco organizzato in ambito nazionale, poi alcune regioni come la nostra funzionano un po' meglio, ma vediamo che altri paesi, vediamo Israele, gli stessi Stati Uniti, che sono stati colpiti in maniera fortissima, hanno organizzato un sistema di vaccini nella speranza che il vaccino sia la soluzione, se non definitiva ma almeno parziale, dove noi ci siamo arrancati per mesi con le solite chiacchiere. L'unica speranza è quella dei vaccini, ed è fondamentale. Si aspettava un cambio di passo maggiore da parte di Draghi in questo mese, alla fine, oppure non può, ha le mani legate, è impossibile, di fronte anche a un'Europa, insomma, che magari arranca anche proprio sul fronte dei vaccini rispetto a come lei ha nominato Israele o Stati Uniti? Ma non possiamo pensare che Draghi in una settimana, 2 settimane faccia miracoli. Già il fatto di aver azzerato la catena di comando di chi era preposto all'organizzazione non solo dei vaccini, ma di tutta la macchina di supporto alla sanità, quindi parliamo di Arcuri, parliamo di tutte quelle persone che sono state sostituite,
indicano che evidentemente c'era un vulnus anche nell'organizzazione. E poi la grossa carenza, a mio avviso, è a livello europeo. L'europeo ha giocato una partita sui vaccini con scarsa determinazione e tuttora con questi tempi, queste lungaggini da parte, solita burocrazia europea, da parte dell'EMA nell'autorizzare quelli che sono i vaccini che man mano si presenteranno sul mercato. Adesso abbiamo Johnson Johnson, ma non sappiamo alla fine quel vaccino russo Sputnik quanto sia efficace e perché non viene affrontato in termini di valutazione. Cioè, gli altri paesi corrono, viaggiano e noi siamo sempre a rilento a livello soprattutto di comunità europea. Senta, io leggo anche un comunicato posso dirlo, del presidente di Confartigianato, quindi di un collega della Camera di Commercio, no, Tilatti, che dice bene i ristori regionali, peraltro tantissimi soldi, anche la terza tranche, 21,4 milioni di ristori. La Giunta Federica non poteva fare molto altro, però lo Stato può farlo e chiede indennizzi al 100% sul fatturato 2019. Perché così non si può andare avanti, cioè la Regione fa ma lo Stato invece manca, forse. Beh, diciamo la Regione che è stata presente può fare quello che può con i mezzi propri, che comunque non sono mezzi risolutivi, ma sono mezzi che aiutano. Quello che serve a fronte di quanto è accaduto e quanto sta accadendo, cioè praticamente degli azzeramenti, dei dimezzamenti di quelli che sono i fatturati a fronte di costi che molte volte rimangono gli stessi. Diciamo che le provvidenze statali sono le uniche che possono essere, non dico risolutive, però essere importanti. E di certo che finora abbiamo avuto molte promesse, ci sono stati degli interventi, poi ad altre promesse non ne sono seguiti e le cifre sono importantissime. Il collega presidente Tilatti parla di un 100%, beh, io mi accontenterei delle percentuali anche decisamente inferiori, perché sappiamo benissimo quanto è sgangherato il bilancio del nostro paese, però è chiaro che la partita si risolve a livello nazionale. Senta, occupazione, cioè, scusi, la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti hanno salvato l'occupazione, almeno quest'anno, però non si può andare avanti di cassa integrazione tutta la vita, di blocchi di licenziamenti, perché peraltro finiscono a giugno. Bisognerà assolutamente investire dando linfa alle imprese. Non si può pensare che il sistema rimanga bloccato. No, è giusto che la cassa integrazione abbia coperto, diciamo, una parte di quelli che sono gli stipendi, perché sappiamo che non è al 100% dei lavoratori, perché altrimenti veramente avremmo creato, oltre un grosso danno al sistema socio-economico, soprattutto si sarebbe creato un problema di natura sociale molto difficile da gestire, e quindi bene è stata fatta la cassa integrazione. Certo, questa non può continuare all'infinito, anche perché in effetti ci sono dei settori che stanno andando bene. Parliamo di alcuni comparti manifatturieri, ma anche alcuni comparti del commercio, pensiamo al food, pensiamo ai settori sanitari e quant'altro, e quindi è giusto prevedere che ci siano, come ha correttamente il Presidente Draghi impostato, una politica di welfare nei confronti di chi purtroppo non avrà più posto di lavoro, perché molte aziende chiuderanno e molte aziende dovranno ridurre quelli che sono i loro costi fissi, e quindi un welfare in questo caso che non lasci nessuno indietro è importantissimo. Però bisogna anche far sì che chi ha la possibilità già di ripartire possa ristrutturare le proprie aziende, e in molti casi anche ci sono richieste di assunzioni in alcuni comparti. Sì, l'ultima domanda che le chiedo potrebbe essere anche provocatoria, però proprio perché di mezzo c'è il turismo. E il Comitato Tecnico Scientifico aveva detto si può riaprire le funivie, si può riaprire il turismo invernale, e dopo una settimana dice no, bisogna chiudere tutto.
e poi sappiamo com'è andata. Mi viene anche in mente adesso, si può riaprire per esempio teatri e cinema, che sono altri settori fondamentali della cultura, perché la cultura comunque fa PIL, e lo dice non meno di 10 giorni fa, poi ci si rende conto che alla fine sarà impossibile aprire il 27 marzo. Non è che si è dato troppo adito e potere, tra virgolette, ovviamente fidandoci della scienza, ma alcuni virologi, alcuni scienziati che magari dopo non hanno coinciso con l'economia reale, con la vita reale di questo paese. Ah, sì, con tutto il rispetto per gli esperti, hanno detto tutto il contrario di tutto. Addirittura uno degli esperti, non faccio il nome, che so vedere in televisione o sui media, aveva detto che lui non si sarebbe mai vaccinato, salvo poi ricredersi dopo qualche settimana. Abbiamo assistito e stiamo assistendo a scontri fra virologi, basta un'iniezione sola, no? Ce ne vogliono due, bisogna avere una distanza fra una e l'altra. Cioè veramente qui la gente, definiamo non esperta, sempre che riteniamo esperti tutti questi grandi professori che comunque si stanno contraddicendo quotidianamente, ecco, forse sarebbe il caso, come ha ricordato il Presidente Draghi, che ci fosse un bel lockdown anche sulla comunicazione di questi esperti, che lavorino, quelli che hanno delle responsabilità e una loro credibilità aiutino la politica a prendere le decisioni, perché è importantissimo, perché senza il loro supporto è difficile determinare l'evoluzione di un problema sanitario di cui le conoscenze sono poco più di zero. E detto questo, sì, in effetti tutta questa comunicazione altalenante crea sconcerto da parte della gente, della popolazione, degli imprenditori. Cioè non ci si rende conto che sotto un aspetto psicologico non solo le imprese, che sono veramente in alcuni settori alla disperazione, ma anche la gente stessa non ne può più. Non puoi dire oggi puoi uscire, sei giallo, dopo una settimana diventi rosso, devi stare a casa. C'è un'esasperazione anche da parte dei cittadini, che si sente in balia di un qualcosa che gli priva della loro libertà di poter fare delle cose banalissime. Siamo in zona gialla e poi ci lamentiamo perché la gente va a passeggiare a Grado, a Lignano, con la mascherina, con il distanziamento, nel momento che dici sei giallo e quindi puoi andare in giro. No, subito ci sono le foto sui giornali dove ci sono troppa gente, troppo ammassamento. Cioè, così non può andare, perché veramente portiamo la gente a un grado di esasperazione. Dovremmo farci un po' anche tutto un mea culpa e probabilmente ragionare tutti noi stessi sulla comunicazione alla fine di tutto questo, sperando che arrivi il prima possibile. Grazie Presidente per essere intervenuto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Grazie. Bene, andiamo in pubblicità e poi, come avete letto anche nel titolo, non è che si tratti solo di profondo rosso per il commercio, ma anche per le scuole. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, ultima parte di questo ultimo appuntamento della settimana, contraddistinto dall'annuncio della zona rossa che durerà almeno 15 giorni, poi sappiamo anche che il periodo pasquale 3, 4, 5 sicuramente saremo rossi nuovamente dal nuovo DPCM, insomma ci si prospettano 3 settimane. Chi paga dazio non è solo, come vedete dal titolo, il commercio, ma anche le scuole di ogni ordine e grado, perché a fermarsi saranno anche le scuole dell'infanzia e delle elementari. Oggi mi ha contattato un gruppo di maestre della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli, che saluto, e mi hanno detto di leggere una lettera. La leggo sommariamente perché è lunga, però intanto se non annoio nessuno la leggo, e parlano dei problemi dei bambini con la didattica a distanza, o meglio, non proprio nella didattica a distanza, ma il fatto di non avere più questa socialità a partire da lunedì. Allora, da marzo 2020 i nostri ragazzi desiderano ancora andare a scuola tutti i giorni, desiderano abbracciare i loro amici, desiderano mostrare una nuova finestrella dentro la bocca dovuta a un dentino caduto mentre si addentava la mela, desiderano mostrare alla maestra che hanno imparato facilmente a scrivere in corsivo o a incolonnare una dizione, desiderano raccontare del papà che è triste perché forse ha perso il lavoro e della mamma che è arrabbiata perché non ne trova
uno dopo che la sua azienda ha chiuso. I nostri bambini non frequentano più da un anno piscine e palestre, non partecipano più a feste di compleanno, da un anno non vedono più i parenti lontani, periodicamente si vedono preclusi il libero accesso ai parchi pubblici. Oltre alla famiglia non hanno altre occasioni di socialità se non nell'ambito scolastico, dove ci preme sottolineare si sono adeguati anche al rispetto di rigidi protocolli. Ci preme però mettere in luce due aspetti, in considerazione dei quali riteniamo ingiusto e arbitrario ipotizzare la chiusura di tutte le scuole. Il primo, molte scuole non presentano un aumento esponenziale o significativo di assenze dovute a infezione da Covid-19 e relative varianti, tali da giustificare il passaggio alla didattica a distanza. In data 2 marzo il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza, interrogato sull'incisività della chiusura delle scuole nella mitigazione epidemica, risponde con testuali parole: c'è una mancanza di studi di epidemiologia analitica e sociologica che non ci permette di identificare con esattezza il luogo o l'attività che determinano l'infezione. Detto ciò, l'applicazione del principio di precauzione non fondato su questi dati oggettivi, in quanto inesistenti, lede con certezza alcuni diritti, quello dell'istruzione, la relazione, la socialità e il gioco. Pertanto, per la tutela dell'integrità psicofisica dei bambini ci si auspica che chi di dovere soppesi gli eventuali danni, anche a lungo termine, che tale situazione può arrecare ai nostri bambini. Scusate se magari l'ho letto in 2 minuti, ma era doveroso, ce l'hanno spedito proprio nella nostra redazione e a screenshot esattamente. E a questo proposito volevo farlo commentare a Silvana Cremaschi, che è neuropsichiatra infantile e magari ci può dare una mano in tutto questo. Lei, io premetto, ho girato questa lettera alla Cremaschi, quindi ne ha conoscenza, insomma, l'ha letta e l'ho chiesta di essere ospite a questa trasmissione, ha accettato e volevo avere un commento da parte sua. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Cosa ne pensa? Parto. Cosa ne penso? Penso intanto che mi è piaciuto molto l'inizio, ai bambini piace e piacciono delle cose piccole che potrebbero sembrarci irrilevanti ma che sono estremamente importanti. Ecco, questo è il primo commento, per cui grazie a queste maestre perché ci presentano l'animo di un bambino, insomma, non fanno solo discorsi teorici. Pensando invece alle considerazioni anche teoriche che stanno alla base di queste discussioni, di questi problemi e di queste riflessioni che stiamo facendo, alcuni elementi che mi fanno pensare e preoccupare sono: noi già sappiamo che le vacanze scolastiche italiane, che sono molto lunghe rispetto alle vacanze scolastiche di altri paesi, comportano che su ogni anno scolastico 3 mesi di vacanza facciano perdere almeno 1 mese delle competenze acquisite, per cui i bambini che tornano a scuola l'anno dopo hanno bisogno di recuperare 1 mese di conoscenze. Ma questo non è il problema principale, insomma. Certo che fare un anno, anzi ormai il secondo anno di scuola in modo così discontinuo sicuramente creerà un gap, creerà una difficoltà poi rispetto agli apprendimenti. Poi questo è quello che ipotizziamo, poi i bambini sono pieni di risorse e di competenze che noi non riusciamo a immaginare, per cui forse riusciranno a trovare altre modalità. Il rischio è che i bambini più fortunati, che hanno una famiglia dietro, che hanno dei genitori vicini, che hanno la possibilità di avere dei genitori in smart working, che hanno libri, che hanno accesso a strumenti del sapere, comunque magari ne beneficino anche di uno spazio, di un tempo di questo tipo. Ma i bambini meno fortunati che questi accessi non li hanno, probabilmente perderanno molto. Questo è proprio sul piano cognitivo. Certo, Secondo perché punto, poi mi interrompa lei. Sì, no, le interrompo subito perché me mi si pongono 2 domande, 2 dubbi. Il primo: c'è una mancanza, è vero, di socialità col fatto che i bambini devono stare a casa e quindi si vedono a distanza. Però è anche vero, mi scusi, è la prima domanda che io faccio dentro di me, ma anche ai genitori con cui mi confronto, che dicono: sì, ma a casa stanno, però magari si possono sempre vedere con altre persone. Questo, per esempio, è capitato per le medie, dico, in questi giorni.
che divietti di spostamento Sì, non è che ce ne fosse all'interno del proprio comune, cioè, diciamocelo pure. I parchi erano aperti, Io ho visto qualche sindaco che chiudeva, ma altri non hanno chiuso. È vero anche da lunedì siamo in zona rossa, Questo per cui sarà sì, tutto chiuso. questo sì, no? però è anche vero, insomma, che se proprio abbiamo dovuto chiudere, questo è il primo genere di problema, e il secondo genere di problema è che ci si pone con la questione della didattica a distanza, è che questi ragazzi alla fine magari possono anche imparare qualcosa in più con la didattica a distanza, magari essere più veloci su internet rispetto alla nostra generazione, faccio un esempio, però questa non può ovviamente sostituire. Sopperire. Esatto. Ma infatti, il mio secondo punto era che non si impara solo sul piano cognitivo, ma che imparare è una questione di emozioni e di relazioni. Si impara perché c'è qualcuno a cui io voglio raccontare quello che ho scoperto, si impara perché c'è qualcuno che mi invoglia ad esplorare, a conoscere qualcosa, per cui il ruolo dell'insegnante, dei compagni, eccetera, è fondamentale per imparare. E questo restando solo sul piano dell'imparare. Gli altri aspetti sono quelli che dice lei adesso, no? È vero, stiamo bloccando le relazioni tra bambini, li lasciamo a casa molto soli, o forse invece li facciamo incontrare fuori dalla scuola, mentre nella scuola le regole per tutelare i bambini sono abbastanza ferree, cioè i bambini all'interno della scuola sono distanti, Esatto. hanno la mascherina, hanno i controlli. Fuori dalla scuola tutto ciò è molto meno, giusto? Certo, E quindi anche questo è vero. probabilmente sono più ligi i nostri bambini a stare in classe con, non so dove ci sia scritto che esattamente in quel punto della scuola uno abbia contratto il virus, potrebbe averlo contratto al parco, non lo so, non l'ho ancora capito io sinceramente. Questo è vero. Io peraltro faccio parte di un gruppo di medici pensionati che fanno volontariato per aiutare il tracciamento del Covid e devo dire che in verità in pochi giorni noi abbiamo visto un aumento importante dei contatti positivi e un abbassamento dell'età, per cui anche tanti bambini piccoli. Per cui il problema c'è. Il problema è reale e realissimo. Ecco, questo è giusto che lei l'abbia detto, perché la gente deve rendersi conto comunque che è vero, lei lo dice insomma perché fa quel tipo di mestiere, esiste questo genere di problema. Capire dove l'abbiano contratto poi questo non si sa. Può darsi che sia più facile l'abbiano contratto sull'autobus o fuori prima di entrare in classe, nello stare insieme in questo modo. Però fatto sta che di fronte a questa situazione di emergenza pandemica noi dobbiamo correre ai ripari. Quello su cui sono d'accordo con gli insegnanti e che credo che dobbiamo porre anche politicamente come problema è quello di dire ma la scuola dovrebbe essere l'ultima a chiudere e la prima a riaprire, nel senso che chiudiamo le scuole se c'è la zona rossa in tutta Italia, cioè allora l'Italia va di nuovo in lockdown, si chiudono le scuole così come si chiudono i bar, così come si chiude il lavoro dei genitori che però poi hanno delle forme di aiuto per poter stare a casa, per poter vedere dei loro figli, perché chiudere le scuole e mandare i genitori al lavoro, diciamo che crea qualche piccolo problema anche organizzativo all'interno delle famiglie, no? Vacciniamo tutti quelli che riusciamo a vaccinare e poi riapriamo puntando ad aprire prima possibile le scuole perché sappiamo che sono molto importanti per i bambini. Ci sono anche delle forme che tra un mese si potranno adottare molto più facilmente di adesso o anche tra 15-20 giorni che sono fare scuola all'aperto. Ci sono delle modalità che potremmo ricostruire in altro modo anche per valorizzare la socialità dei bambini. Allora, una delle cose che a me piace pensare è se noi costruissimo dei rapporti di 3 famiglie, 3 nuclei familiari che diventano una famiglia, che diventano contatti stretti. E questi 3 bambini li facciamo incontrare per studiare insieme, con tutta l'attenzione al distanziamento, alle mascherine, al lavaggio, eccetera. Però sono 3 e sono sempre quei 3 lì, ma di fronte al computer, con gli altri 3 in un'altra casa, altri 3 in un'altra casa, o meglio, nei giardini o nei parchi, eccetera, sono sempre quelli, per cui il tracciamento è più facile da fare, la vicinanza c'è, eccetera. Allora, questa è una cosa, non so a chi devo dirla, ma mi piacerebbe molto pensarla in questi termini. Beh, no? Esistiamo questa trasmissione apposta per quello, Cioè, no. Sì. Sì. Facciamo una proposta ai politici, cioè intanto chiudiamo tutto e non chiudiamo prima la scuola e poi il lavoro, perché sennò i bambini poi stanno a casa con chi?
Ora, la priorità della scuola è il fatto di vedere dei bambini dall'aspetto educativo, dall'aspetto di apprendimento, non di essere un sostegno sociale perché le famiglie riescano a reggersi. Però c'è anche quel problema lì. Allora, se i bambini devono stare a casa, non possono stare a casa da soli. Se devono stare a casa, i genitori devono essere aiutati a stare a casa o ad avere una persona che riesce a stare con i bambini in modo costruttivo. Ma perché non pensare appunto a queste 3 famiglie che ospitano per le ore di scuola 2 bambini per volta, cioè 2 giorni uno, 2 giorni l'altro, 2 giorni l'altro, ma sono sempre quelle e fanno da famiglia allargata e sono considerate come un nucleo familiare stretto. Questo è il primo punto. E il secondo è riaprire le scuole facendo scuole aperte nei parchi, nei teatri, negli spazi, nelle palestre. Gli spazi sono grandi, ce li abbiamo quegli spazi lì, si possono usare. Va bene. Cremaschi, io la ringrazio anche per le proposte e le idee che ha lanciato e immagino anche che questi insegnanti magari direttamente, perché si attendevano, non dico una risposta da questa lettera, ma magari nuove proposte, perché loro non immagino che loro volessero dire no didattica a distanza, ma far partire alla fine una discussione. E magari questa trasmissione è stata anche la possibilità, insomma, di far partire questa discussione grazie anche alle sue proposte. Grazie a voi. Grazie agli insegnanti. Grazie Cremaschi, grazie. Bene, noi abbiamo concluso e quindi a me non resta che augurarvi buona serata e ci vediamo come sempre prossima settimana a partire da mercoledì. Grazie, arrivederci.